Una cinquantina di schiavi del sesso a pagamento emersi in una manciata di mesi. Anche a Vicenza la tratta della prostituzione non risparmia decine di giovani, donne e uomini, soprattutto nigeriani. Vengono prelevati dal loro paese con il miraggio di una vita splendida in Italia, giocando sulla loro povertà, sulla loro debolezza, sulla totale mancanza di istruzione. Vengono fatti entrare da noi, vengono illusi che quei soldi anticipati da quei perfetti sconosciuti per loro angeli verranno piano piano restituiti. Un sogno che si infrange brutalmente una volta arrivati anche nella nostra città, buttati sul marciapiede, prostitute transessuali. Per questi Vicenza è la terza provincia del Veneto per presenze, per vendere il loro corpo e poter pagare un debito che cresce sempre di più. Organizzazioni criminali che seminano il terrore tra queste persone fragili sotto continua minaccia. Per loro il comune attua il progetto Nave per aiutarli a uscire dalla prigione. Qualche numero: in 9 mesi sono state avvicinate 178 persone su strada, di queste 48 sono risultate vittime di tratta, delle altre non si esclude che abbiano il terrore di parlarne temendo la reazione degli aguzzini. Bisogna avere gli operatori, le unità di strada che contattino queste giovani, oppure se si tratta di sfruttamento lavorativo nei laboratori, insomma, che facciano emergere il fenomeno, e poi aiutare le persone ad avere, io dico, una seconda possibilità che evidentemente nella vita prima non hanno avuto, visto che sono finite dentro questo circuito di schiavitù. La situazione di estremo sfruttamento, di estremo controllo porta al fatto che le altre persone abbiano paura in qualche modo a chiedere aiuto, a autosegnalarsi, o in qualche modo non abbiano avuto la possibilità di entrare in contatto con un operatore sociale, una situazione che in qualche modo li abbia potuto segnalare al numero verde antitratta. Numero verde 800 290 290, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni.